Siamo a un passo dalla svolta, è arrivata l'ora di cambiare e cambieremo. Giovanni Manildo, candidato sindaco per la coalizione Treviso Bene Comune, si appresta ad affrontare il ballottaggio forte non solo del vantaggio di quasi 8 punti percentuali ottenuti al primo turno, ma del progetto di città che sta portando avanti. Lo sfidante di Giancarlo Gentilini alla corsa a Casugana ha presentato le iniziative per i prossimi giorni di campagna elettorale, a partire dall'incontro pubblico con i sindaci di Venezia, Padova, Trieste e Udine, dall'incontro del 5 giugno con le associazioni di categoria e dalla visita del neo sindaco di Vicenza Achille Variati il 6 giugno in Piazza dei Signori alle 19. In attesa di conferma il ritorno a Treviso di Deborah Serracchiani e di Matteo Renzi, oltre alla new entry Nicola Zingaretti, governatore del Lazio. Ma per vincere al ballottaggio Giovanni Manildo ha intenzione di incontrare tutti i cittadini nei quartieri, una presenza massiccia per intercettare non solo chi non è andato ai seggi al primo turno, ma chi ha votato comunque per il cambiamento, non scegliendo Gentilini. E sulla questione degli apparentamenti tra Giancarlo Gentilini e Massimo Zanetti, Giovanni Manildo è categorico, la parola d'ordine è coerenza. No, diciamo che mi stupisce perché tutta la campagna elettorale di Zanetti è stata fondata su una voglia di discontinuità e di cambiamento rispetto all'amministrazione Gobbo Gentilini. Quello che fanno gli altri comunque è una cosa che li riguarda. Noi continueremo con serenità e ottimismo a parlare a quei 2/3 dei cittadini che vogliono appunto cambiare. Dopo aver confermato che il futuro patron del Treviso Calcio avrebbe fatto le stesse proposte al centro-sinistra prima di siglare l'accordo con la Lega Nord, il segretario provinciale del Partito Democratico Roberto Grigoletto definisce questa scelta come l'esempio della più vecchia politica, ben lontana dall'idea di cambiamento sia della coalizione di Treviso Bene Comune sia dalla stessa prospettiva lanciata al primo turno dal Re del Caffè. Sì, c'è stata una richiesta alla quale peraltro Manildo ha opposto una indisponibilità, però come tutti gli inviti i suoi collaboratori hanno incontrato anche i rappresentanti del senatore Zanetti e la proposta che hanno fatto è la stessa che poi hanno fatto alla Lega, quando noi abbiamo risposto assolutamente no. Noi parliamo all'elettorato, vogliamo cambiare, siamo coerenti, registriamo che Zanetti ha fatto una campagna tutta contro Gentilini e adesso si mette insieme a Gentilini. Mi sembra che sia davvero la più vecchia politica.